Manne dumeo somo negai, ma si cuterano torra mai, semus in tempo de vita mia, infamidade e carestia, comoso popolo cascan che cane, fidende forte che rimus pane, famido noi semus papande, pane castanza del ragulande. Ossi è sicuramente la città promotrice per quanto riguarda Fiera del Folklore, ricordiamolo, 10° anno di Fiera del Folklore. Altro sindaco, Pasquale Lubinu, che ancora una volta si presenta per valorizzare il territorio di Ossi e per valorizzare questa grande fiera che diventa sempre più importante. Certo, Ossi ha un notevole patrimonio sia dal punto di vista paesaggistico e ambientale e anche dal punto di vista delle risorse archeologiche e naturalistiche e anche dei prodotti genuini, anche se diciamo così dovrebbe esserci un maggiore impegno dal punto di vista produttivo dei prodotti di qualità. Ci tengo a dire questo, che la Fiera del Folklore quest'anno compie 10 anni. Ossi certamente ha avuto un ruolo anche di promotore, diciamo così, nel passato. Oggi la Regione Sarda sta incentivando i comuni a unirsi. Ebbene, noi quest'unione l'abbiamo già fatta da 10 anni e di questo secondo me bisognerebbe tenerne più conto sia nella distribuzione delle risorse e dei finanziamenti, perché tutte cose di questo genere si reggono sulla base dei finanziamenti. Il detto dice l'unione fa la forza, voi perseguite questo detto da tanti anni, abbiamo già detto, l'ho appena detto, ma Ossi è sempre più, credo, all'avanguardia anche per quanto riguarda poi le tradizioni, per quanto riguarda il lavoro, lo stare insieme, l'unione. Certo, noi stiamo cercando adesso le cose che sono esposte qui nello stand di Ossi, stiamo cercando nel Palazzo Baronale, che è uno degli edifici più antichi di Ossi, stiamo cercando di fare una mostra permanente affinché non rimangano solo esposti in questi giorni della fiera, ma possano essere visitati tutto l'anno. Abbiamo un costume che è molto antico, abbiamo comunque una tradizione anche per quanto riguarda i dolci, sono tutte cose da scoprire molto belle, molto interessanti. Grazie signor Sindaco. Figurati. Ciao. Sindaco di Condrongiano, nostra compagnia Luciano Betz, oggi qui con noi a parlare di territorio, a parlare di questo grande territorio che è Condrongiano. Sì, sì. Oggi siamo qui a Sassari per la 10ª edizione della Fiera del Folklore perché abbiamo voglia, la volontà di presentare i nostri prodotti, non solo i nostri prodotti, ma presentare al pubblico anche quello che è il nostro paese, la nostra piccola comunità, che dista da Condrongiano a 15 km, da Sassari 15 km. Ma tra i vostri prodotti, quelli che state presentando anche a questo grande e numeroso pubblico, quali sono i prodotti, quelli al quale più tiene? Allora, l'olio sicuramente, formaggio, gli gnocchetti. Noi ai primi di luglio facciamo una sagra molto importante di gnocchetti condrongianesi tipici per la loro dimensione e per la pasta con la farina del Molino Ledda molto molto buona. Quindi un grande rilancio comunque per quello che è l'industria agropastorale che comunque ultimamente mi sembra sia un po' trascurata e tralasciata da parte di molti comuni. Che ne pensa? Esattamente, chiaramente noi da parte nostra in questi 5 anni cercheremo di dare un aiuto anche ai coltivatori e agli agricoltori, anche perché vogliamo che comunque l'agricoltura non muoia e che continui comunque a produrre ricchezza. Auguri, buon lavoro. Grazie. Arrivederci. Arriverà quel giorno, come se non arriva, sì. Anzi, io penso che sia vicinissimo quel giorno. Come quale? Quello dove tutti staremo così? No. E pioverà finalmente abbondante dal cielo. E non c'è altro rimedio se vogliamo ubriacarci tutti insieme. Così cominciamo a fregarci di tutto. Guardatevi intorno. Guardatevi dentro. Se uno dovesse pensare a tutto, tutti i giorni, no? Che cos'è? Una sbronza seria le elimina tutte.
colpo di spugna, un condono dell'anima, un condono con la speranza. Ecco il condono vero, ci condoniamo da soli, noi sappiamo come condonarci. E poi piove ardente, quindi è offerta dal cielo, senza sposo. Così. Hermana mia, y te lo vas a gustar. Un viaje que no veas, gustoso te me fa. Hermana mia. Siamo in compagnia dell'assessore Marco Di Gangi, assessore alla provincia di Sassari, turismo, un turismo sempre più importante per la nostra provincia. Certo, poi occasioni come queste significano che c'è un impegno corale, molti sindaci, in questo caso 12 sindaci, che si mettono insieme e propongono il proprio territorio, le proprie tradizioni, le proprie produzioni tipiche, e tutto questo non può essere che il modo migliore per cercare di far vedere che proprio il nostro territorio nella sua interezza ha una grande ricchezza da offrire. 12 paesi che si incontrano insieme, 12 paesi che si uniscono, ma quanto importante è l'unione per un insieme di modi diversi anche di lavorare col turismo. Guarda, noi io credo che abbiamo dato un primo segnale con un progetto che è quello del sistema turistico locale, che vede partecipare 65 comuni su 66 comuni della provincia, 11 associazioni di categorie e consorzi turistici, la provincia, la Camera di Commercio, uniti assieme proprio per promuovere il territorio, ma non limitarsi a promuovere, venderlo e porre in atto perciò tutte quelle azioni che servono di supporto al turismo, dal semplice rilevamento dei dati alla individuazione di strategie comuni, ed è la frontiera verso la quale siamo diretti e sulla quale ci stiamo muovendo e sulla quale stiamo lavorando in questo periodo. Io credo molto in quello che state facendo, le auguro a lei, assessore Marco Di Gangi, un buon lavoro naturalmente e un buon proseguimento per quanto riguarda i lavori per questa grande provincia di Sassari. Auguriamocelo tutti, grazie, arrivederci.